Oggi due cerimonie, una qui presso la questura con la deposizione di una corona, un'altra all'Istituto del Seneto per ricordare un martire della polizia montana. Sì, a seguire ci sarà anche la messa alle 10:30 alla Badiola, che abbiamo acquisito come nostra chiesa di elezione, dato che è a San Michele Arcangelo il nostro patrono. Sì, oggi è una giornata importante, 40 anni senza Beppe Montana, 40 anni senza Beppe Montana perché la criminalità organizzata, la mafia, lo ha sottratto perché compiva il suo dovere portando un suo messaggio di legalità e giustizia, perseguendoli e arrestandoli. Sapeva benissimo i rischi che correva e metteva probabilmente in conto quella che poteva essere la sua fine, ma la determinazione nel tener fede al giuramento e difendere cittadini e la legalità comunque non lo hanno fatto desistere da portare avanti quella che lui considerava una missione e che noi dobbiamo considerare un esempio. Un impegno che continua costantemente e quotidianamente il controllo del territorio per garantire la sicurezza ai cittadini. Sì, è un nostro dovere quello del controllo del territorio, anzi è il nostro primo aspetto che dobbiamo tener conto se vogliamo considerare l'attività di prevenzione e non solo di repressione. La volante, come mi permetto di dire, anche le macchine degli altri forze di polizia, la loro solo presenza sul territorio comunque costituisce un presidio di legalità e uno strumento di prevenzione. La cerimonia non solo per ricordare, ma dico soprattutto per attualizzare. Montana ha dato il sacrificio con la vita negli anni '80, che come sappiamo erano gli anni cruenti delle lotte tra le cosche mafiose. Oggi la situazione è ben cambiata. Dico, sappiamo che la mafia ancora opera in maniera subdola e sotterranea, però ecco, uomini come Montana hanno tramandato oggi agli uomini della Polizia di Stato, ma anche di tutte le forze dell'ordine, quelle tecniche investigative molto raffinate. Oggi noi traiamo benefici dalle attività svolte da uomini come Antiochia, Montana, Cassarà. E questo lo vediamo nelle attività quotidiane, un'azione molto sinergica tra forze di polizia e la magistratura che consegue ottimi risultati, sia in termini di confisca di beni mafiosi, sia in termini proprio di azioni preventive sul territorio. Cito tra queste l'attività che io svolgo in prima persona sotto il profilo della confisca beni e soprattutto dell'adozione interdittiva antimafia nei confronti di quei soggetti che operano in zone grigie e che quindi subiscono influenza da parte dell'organizzazione mafiosa.